Sul posto in tarda mattinata c'erano ancora degli operai in tute sterili e mascherine per scongiurare ogni eventuale intossicazione per farla conta dei danni. La TMC, azienda specializzata nella produzione di pavimenti di legno, che ha sede in via Giardini a Pravis Domini, è andata quasi completamente distrutta dalle fiamme la notte scorsa. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, sia da Pordenone che dalla limitrofa Motta di Livenza nel Trevigiano e da Portogruaro nel Veneziano, territori confinanti. L'allarme incendio è scattato alle 23 di ieri sera appunto nella piccola zona artigianale dove ci sono campi coltivati a perdita d'occhio. Ad accorgersi del denso fumo frammisto a fiamme che si stavano levando dal capannone situato nell'area artigianale a poche centinaia di metri dalla Veneta Pramaggiore è stato un residente che ha dato immediatamente l'allarme e ha chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute ben 7 squadre dal comando provinciale di Pordenone e alcune di supporto provenienti dal distaccamento di Motta di Livenza e Portogruaro. Il maggior timore era legato all'utilizzo di solventi nei processi produttivi. Sul posto è stata fatta intervenire a scopo precauzionale anche un'unità del 118. Impegnative le operazioni di spegnimento dell'incendio, alle quali ha assistito anche uno dei titolari dell'azienda, nata nel 2003 e con sede legale a Pordenone. In corso di accertamento le cause che hanno scatenato il rogo.